Amici di Calcio Napoli 24, mancano pochissimi minuti alla partita fra Napoli e Maiorca nei pressi dello stadio Patini, dove c'è tra l'altro anche il terminal dei bus. È arrivato un pullman da Napoli diretto a Pescara, si è fermato qui a Castel di Sangro e su questo pullman c'era il nostro amico coreano che innanzitutto ha la maglia di Kim Min-jae col numero 3, vedete già il numero stampato. E innanzitutto, come ti chiami? Mi chiamo Kwon Song-tok, Kwon Sang-tok. E vieni da? da Venezia. Ah, quindi sei però sei coreano, giusto? Esatto. Io sono coreano, io vivo a Venezia per 10 anni. Perfetto. E quindi sei venuto qui a Castel di Sangro per seguire Kim Min-jae, dato che anche la sua maglia, credo che tu sia un suo tifoso, no? Giusto? Certamente. E pensi che possa essere un grande acquisto per il Napoli? I tifosi azzurri sono curiosi, non conoscono bene Kim. Come lo descriveresti? Allora, lui è, come si dice, che si chiama Korean Monster, che lui è fortissimo, che lui è primo e difensore in Corea, quindi lui è mentalitamente è anche molto forte e quindi è fiducia, e lui bravissimo. E cosa si dice invece in Corea di questo trasferimento di Kim dal Fenerbahce al Napoli e cosa pensano in Corea appunto della squadra del Napoli? Che significa coreani? Sì. Noi molto felici che è entrato in squadra Napoli, squadra Napoli che è molto famoso nel mondo, anche Maradona c'era e quindi siamo molto interessati di quello. E invece stasera c'è Napoli-Maiorca, Sì. Kim giocherà sicuramente, non si sa se nel primo tempo o nel secondo tempo. Tu sarai allo stadio? Magari che, certo io andrò al stadio, che magari che questo è debut. Quindi sei voglioso di voler vedere Kim con la maglia del Napoli, la tua maglia che hai comprato? Certamente io voglio guardare Kim, quindi che io sono venuto qui da Venezia. Sei venuto appositamente quindi per Kim, quindi ripetiamo, il nostro amico è venuto direttamente da Venezia per vedere Kim. L'ultima invece nel Maiorca gioca Lee Kang-in, giusto? Come si chiama? Sì, Lee Kang-in. Ed è un centrocampista, no? Lo conosci? Credi che possa disturbare il Napoli questa sera? Ma mi dispiace che Lee Kang-in perché Kim Min-jae difende tutto. È troppo forte Kim per far attaccare lì, giusto? Certamente, mi dispiace Lee Kang-in. L'ultima, ci puoi dire Forza Napoli in coreano? Fighting Napoli. Napoli fighting. Grazie mille.